Sì, in questo momento siamo totalmente frastornati perché io sto solo pensando a loro e basta, sto pensando ai due figli che ho qui in azienda perché la nostra è una famiglia, cioè siamo un gruppo di ragazzi che lavorano tutti assieme e credetemi, in questo momento io sto solo pensando a loro e alle loro famiglie e basta, non sto pensando a nient'altro. L'orario era circa sulle 2, 2 e un quarto, cosa sia successo lo dobbiamo ancora capire, ma credetemi che per noi in questo momento ci sono solo i nostri due ragazzi e basta. Non so dirvi di più perché in questo momento sto solo pensando a quel ragazzo che in questo momento sta lottando contro la vita e basta. Ecco come sta. Ho chiesto in continuazione, mi dicono che è stabile e gli stanno facendo delle TAC, di più credetemi non so nulla. Stavano lavorando in un serbatoio, uno è andato dentro e l'altro è entrato a soccorrerlo, questo è quello che io so in questo momento. Non so nulla di più anche perché, credetemi, la nostra è una famiglia, cioè sono dei ragazzi giovani che sono cresciuti con me, con l'azienda e quindi... Erano tanti anni che erano con voi? Assolutamente sì, ma è gente nostra, cioè sono ragazzi nostri che sono cresciuti con noi, quindi faccio fatica a parlare, credetemi.